Ma è un problema della C'è società. ancora un decreto aperto, spiega Luca Zaia all'apertura di Fieracavalli, e finché qualcuno non scrive c'è ancora una possibilità. Il presidente scarica poi le responsabilità in quanto se non c'è più il Bob a Cortina la colpa non è della regione, considerata parte danneggiata della vicenda. A netto dei costi esorbitanti, 120 milioni circa, ormai i tempi di un'eventuale realizzazione sembrano sorpassati, ma ritorna sull'argomento. È anche un modo per chiedere più gare. Con l'opera bloccata infatti il bellunese rischia di restare con un pugno di appuntamenti in mano, 8 gare e 24 medaglie senza bob, slittino e skeleton. In Lombardia sono previste 65 gare con l'assegnazione di 195 medaglie e tra Trentino e Alto Adige si parla di 31 gare e 93 medaglie. Voglio ricordare a tutti, al mondo intero, che se non c'è più il Bob non è per colpa della Regione del Veneto, non dovevamo realizzarlo noi. Quindi vorremmo almeno che si considerasse che noi siamo, diciamo, parte in causa come danneggiati. Parte civile. Beh sì, noi siamo danneggiati, quindi il ristoro rispetto a una cosa come questa, quantomeno sul fronte delle gare. Dall'altro io dico, c'è ancora un decreto aperto, vorrei anche continuare a dire che Cortina si aspetta il Bob, perché per me finché non si firma e qualcuno non ci scrive c'è ancora aperta una possibilità. Per il CONI invece non ci sono speranze, per Cortina è finita, bisognava farlo entro la sessione di Mumbai del CIO, ovvero a metà ottobre, dicono. Per il Comitato Olimpico Internazionale la partita dunque è chiusa, si poteva riaprire in presenza di un documento attestante una possibilità diversa che però non è stato presentato, ma non può farlo la fondazione che prende le chiavi da chi gli consegna l'opera.